finalmente a Cristiana Dallafina di avvicinarsi a me e le facciamo un bel applauso. Ciao Cristiana. Ciao Morgan, Grazie grazie. a te. Abbiamo invitato Cristiana perché lei da molto tempo ha un contatto, o meglio una connessione molto forte, se così posso dire, con la montagna da un lato e quindi la natura e con i borghi remoti. Quindi c'è questa cosa che si è messa insieme a un certo punto nella vita di Cristiana. Qui alle mie spalle, alle nostre spalle, vedrete una serie di foto che Cristiana ha portato per farvi un po' vedere, intravedere alcuni dei suoi mondi. Allora intanto, per restare nel tema della serata, posso chiederti cosa significa per te esplorare? Perché dopo Stefano che ci ha portato in un'esplorazione interna, per capirci, e immagino sia anche per te, però tu esplori proprio i luoghi, no? Quindi cos'è esplorare per te? Innanzitutto anche per me parte dalla testa, cioè sono convinta che sia una cosa, ognuno di noi ha logicamente un'indole diversa, ma credo ci siano persone più curiose delle altre. Ecco, io dentro di me sento una scintilla che devo costantemente alimentare con la ricerca appunto di ambienti, luoghi, persone e storie di vita sempre nuove. E quindi questo mi porta a essere, sono una persona curiosa fondamentalmente, e anche nel viaggio, nell'esplorazione è proprio questo che vado a ricercare. Ok, e tu a un certo punto incontri dei borghi, Sì. quindi scopri che ci sono, lo sappiamo tutti, però ci sono dei borghi che sono veramente remoti, difficili da raggiungere o a volte anche abbandonati, perché magari la vita, la società, l'economia li ha spodestati un po' da quello che avevano prima, no? Quindi cosa succede a un certo punto? Decidi di non solo visitarli, ma anche di condividere questa cosa con altre persone. Che succede lì nella tua vita? Sì, facciamo un passo indietro. Quando ho iniziato a camminare, inizialmente, qui si vede dalle fotografie, ho iniziato io e il mio cane, a partire proprio a fare i primi passi sulle nostre piccole Dolomiti, e di lì via vai mi sono conosciuto delle persone e gruppi CAI con i quali mi sono poi affacciata al mondo dell'arrampicata, dell'alpinismo, e di lì ho conosciuto due diversi approcci alla montagna. La montagna, che per me è l'ambiente, diciamo, predominante rispetto al mare. Non sono più capace di svegliarmi e guardare fuori da una finestra e non vedere un profilo di un monte. Per me adesso questa cosa è diventata necessaria. E ho notato come la montagna ci sia un diverso approccio, cioè ci sono persone che la vedono un po' come un campo di allenamento preparato, diciamo, per i loro chilometri, dislivelli e quant'altro, e c'è chi invece ha la filosofia del calipé, quindi passo corto e lento. Ecco, io mi rivedo più in questa. Non sono mai stata una sportivona, appassionata di fotografia, arte, quindi mi ritrovavo anche nel gruppo sempre in fondo. Perché? Perché magari rimani anche ad osservare un paesaggio e a fare uno scatto, e quindi serve proprio tempo, no? Per poter fare questo. E così mi sono, diciamo, un attimino allontanata da questa montagna preparata e addomesticata per andare più alla ricerca di luoghi più remoti e selvaggi, che non vuol dire luoghi lontani, ma anche molto spesso sono montagne dimenticate, perché siamo abituati a guardare i paesaggi adesso nei social, su un telefonino, a salvarsi tra i preferiti, diciamo, queste montagne, magari questi luoghi instagrammabili, più belli, ma ce ne sono tanti altri che meritano di essere conosciuti. Cioè più anonime, dici, ma esatto, no. che hanno il loro perché. E quindi tutto questo percorso sono diventata guida escursionistica, proprio per cercare di accompagnare le persone alla conoscenza e riscoperta di questi luoghi. Tu parli di montagna terapia. Ci spieghi un po' cosa significa per te? Sì, anche questo grazie al CAI, è un ramo particolare della medicina, non riconosciuto, però che inizia a prendere sempre più piede, perché la natura nei confronti di tutti noi sappiamo che è una grande mamma, nel senso che la natura ci cura e
nei gruppi di montagna terapia noi accompagniamo bambini ma anche adulti con diverse patologie o disabilità e facciamo proprio un percorso che non è una semplice ascesa alla montagna, ma è un percorso proprio curativo. Quindi assieme ad altre figure che possono essere psicologi o psicanalisti studiamo proprio una terapia in ambiente. Il che vuol dire cerchiamo di coinvolgere tutti i 5 sensi, quindi di fare ritornare anche il bambino alla natura, al contatto con la terra e vedere mano a mano la progressione e il beneficio che ne si riscontra da questa cosa. La cosa più bella appunto per me è stata magari vedere in un ragazzo che mi dice no, stamattina c'è brutto tempo, non voglio neanche farmi lo zaino, cosa che magari dopo 5-6 uscite ti dicono andiamo, e quindi lì è bellissimo. Bello. Ovviamente tu ami molto viaggiare, perché dentro sì. questo c'è una grande categoria che è il viaggio e ne hai fatti tanti, mi hai raccontato tempo fa, anche abbastanza impegnativi, no? E ti piacciono molto anche le lande nordiche, per così dire, per esempio in Islanda sei stata. Ti va di raccontare, condividere, adesso forse è una domanda difficile, però un viaggio che ti ha proprio emozionato tantissimo e che ti ha dato una connessione come la respiri in quando sei nelle tue montagne? Sì, ce ne sono tanti, ognuno il suo perché appunto. Io parto sempre secondo me i viaggi più belli sono quelli che desideri fortemente, apri una cartina e inizi a pianificarli da zero. E proprio la costruzione del viaggio, l'esperienza del viaggio e poi il ricordo sono tutte fasi, fanno parte della bellezza, no? di questo percorso. Posso dire l'esperienza più bella in montagna per me è stata quella di affrontare un ghiacciaio con i miei compagni di cordata, perché lì c'è una preparazione che dura mesi e poi una volta che vieni ad affrontare il ghiacciaio sei legato alla tua vita e assieme ai tuoi compagni. Quindi lì si instaura un rapporto che non ho provato in altri ambienti, in altre forme. Ecco. Una cosa che mi sono dimenticata di dire riguardo alla borgata, in questo posto remoto dove ho avuto la fortuna di lavorare, vedete qualche immagine alle mie spalle, l'estate scorsa ai piedi della Marmolada, nel cuore delle Dolomiti Bellunesi, c'è questo piccolo borgo che d'estate si riempie di turisti, però in realtà ci sono soltanto 20 anime, 20 nel borgo basso. E nel borgo più alto c'è Umberto, che lo chiamano l'eremita, perché assomiglia un po' al nonno di Heidi con questa barba bianca, che ha deciso proprio di trasferirsi lì e vivere come un tempo. Lui ha la sorgente per la fornitura dell'acqua e un piccolo pannello fotovoltaico, gli arriva la linea telefonica e deve farsi sempre i suoi 40 minuti di cammino, bella erta, per portare su tutto. Ma di dov'è? Di una città o di un piccolo? Lui è di Padova e ha deciso, proprio amante delle montagne, ha trovato questa casa in questo borgo di sistemarsela a mano e di stabilirsi lì. Ecco, questo borgo è stato pesantemente colpito da Vaia nel 2018 e quindi questi fienili tipici tabiè si chiamano sono stati ricostruiti, abbiamo raccolto fotografie, materiale proprio dei paesani per allestire delle mostre che vi invito a visitare. Questo è il terzo anno che cerchiamo di allestirle e io porto dei gruppi anche di ragazzi per cercare di incentivare un turismo della riscoperta e della conoscenza di questi luoghi che altrimenti andrebbero dimenticati, no? Si parla tanto di spopolamento dei luoghi montani, ma sono convinta che anche, parlavo prima di montagne di serie A e serie B, no? Quei luoghi più che conosciamo tutti, Cortina, Lago di Braies, dove magari d'estate, sabato e domenica facciamo delle file infinite per raggiungerli, ok? Ma con il cambiamento climatico e quello che stiamo andando incontro, sicuramente qualsiasi luogo a quota un po' più alta, vabbè che noi qui a Schio siamo fortunati, abbiamo le nostre prealpi vicine, ma diventerà di valore sicuramente. Ma se dovessi fare una domanda brutale, del tipo, in tutti questi anni, domanda da 1 milione di euro, in tutti questi anni la natura cosa ti ha insegnato? Parto dal pensiero della prima volta che mi sono fatta lo zaino, no? Perché andare in esplorazione vuol dire andare con il proprio zainetto fatto di tante cose, allora le prime volte non sai bene cosa metterci dentro e ci infili tutto pensando che tutto ti serva e pian pianino impari che è peso che devi portarti addosso e quindi lì la natura ti insegna a togliere, innanzitutto a togliere, che serve ben poco, molto meno di quello che pensiamo,
E spesso noi nella società odierna, secondo me, siamo abituati appunto a riempirsi sia di oggetti ma anche di attività per riempire quello che dicevo prima, no? L'esplorazione è una cosa che parte dalla mente. Credo che l'uomo abbia paura di rimanere in silenzio, di restare da solo, quindi si riempie di oggetti, cose da fare per questa paura, e in determinati ambienti invece respiri l'essenza delle cose perché rimani in silenzio e rimani te stesso in quei posti. Quindi la natura mi ha insegnato questo, oltre al fatto che parlano che dovremmo avere un'immersione di 30 minuti al giorno nei boschi e nel verde, no? Gli esperti almeno dicono questo, e se non riusciamo di accendere il computer e di mettere come sfondo un'immagine di questo colore. Ecco, il mio invito è di buttarsi, immergersi nella natura il più possibile, che è la medicina più potente che abbiamo. Bello, un bel applauso a Cristiana alla fine.